esperimento è l'acqua sospesa nel bicchiere. Gli oggetti che dobbiamo avere dobbiamo avere una bottiglietta d'acqua come andare nel rubinetto, un bicchiere e delle cartoline. Per prima fase si deve avere un bicchiere vuoto e una cartolina. Si deve mettere sopra la cartolina la cartolina sopra il bicchiere, si deve capovolgere e poi lasciare la cartolina. No, prova dall'altra parte, perché quella lì si vede, mettila adesso quella via, tira su più, E poi cade perché la forza di gravità spinge la cartolina verso il basso. Ora proviamo a riempire la cartolina fino all'orlo. Il bicchiere. Fino all'orlo, vero? Ancora un po'. Vedi che quando non ce ne sta più. Poi si deve schiacciare. Adesso ti sposti qua. Seguilo. Devi schiacciare, poi si deve mettere e poi si deve lasciare. Si vede che la cartolina resta attaccata al bicchiere pieno d'acqua perché la forza di gravità che è l'acqua dovrebbero spingere la cartolina verso il basso, ma con la pressione atmosferica spinge la cartolina verso in alto attaccandosi al bicchiere pieno d'acqua. Perciò, secondo te, quale delle due forze è più grande? La pressione atmosferica. La pressione atmosferica. La pressione atmosferica. Perciò la pressione atmosferica agisce solo dall'alto verso il basso o in tutte le direzioni? In tutte le direzioni. Quale esperimento abbiamo visto ultimamente in cui ci chiedevamo qual era la pressione che avevamo sopra la testa? Era quello che aveva fatto chi? Andrea. E ti ricordi quanto avevamo detto che avevamo sopra la testa? Il giornale pesante. Quanto avevamo sopra la testa? Abbiamo detto quanti chili? 50? Sui 50 chili. Però nessuno di noi sente male alla testa, ok? Perché vi ho detto che quando respiriamo, l'aria che entra spinge verso l'alto e compensa quella che spinge verso il basso. E con il tuo esperimento abbiamo capito che la pressione atmosferica agisce anche dal basso verso l'alto. Certamente. Stop.